Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Salve a tutti e benvenuto Marco Testoni. Allora, dunque, oggi abbiamo una tua intervista a un ospite molto gradito, perché è uno di quei nomi che stanno, diciamo così, emergendo nell'ambito della scena musicale italiana, e noi siamo sempre interessati a cercare di capire il nuovo che c'è e in qualche modo quali sono gli elementi che caratterizzano appunto lo stile di questo musicista. Stiamo parlando di Vittorio Giampietro, classe 1976, che tu sei andato, Massimo, a intervistare. Parlaci un po' di lui. Allora, dopo l'intervista fatta per Colonne Sonore, che potete andare a leggere, ho avuto il piacere di incontrare proprio Vittorio Giampietro live e parlare soprattutto di questo film, di questo western atipico, tra l'altro dal cast internazionale, perché parliamo di un attore come John C. Reilly, ma poi Alessandro Borghi, per la regia di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, con il quale già Vittorio Giampietro ha lavorato in passato nel Re Granchio. Un western testa o croce, è un western in particolare dove lui ha delle reminiscenze, cita attraverso canzoni originali, attraverso queste melodie anche per pochi strumenti, un po' la classe tradizionale cinemusicale di nostri grandi Armando Trovaioli, Nino Rota o Carlo Rustichelli. Ma non solo quello. Quindi andiamo proprio a sondare, a diciamo farci svelare qualche curiosità dietro questa colonna sonora di Testa o Croce. Buona visione. Benvenuti su Soundtrack City. Dopo l'introduzione mia e di Marco Testoni mi trovo dove? Nella mia casa con Vittorio Giampietro. Grazie Vittorio, grazie a trovare. Grazie dell'ospitalità innanzitutto, grazie a tutti quelli che seguono Soundtrack City e gli amanti della musica, del cinema, delle colonne sonore. Ma guarda, essere qui. Anche per me è un piacere, perché è la seconda volta nella mia storia di Soundtrack City che faccio un'intervista a un compositore, però nella mia dimora, cioè nella mia comfort zone. Mi capitò con Vito Loreo, ora stavolta con te qui in questa casa, che di solito loro vedono, i nostri spettatori vedono dietro di me quando faccio le puntate classiche con Testoni. Allora, siamo qui con Vittorio, che ho intervistato, che potete leggere la mia intervista su colonnesonore.net, per parlare di questo film che ho visto, questo western sui generis, atipico, diciamo, se lo cataloghiamo come western, non potrebbe essere né chiamato western all'italiana, perché non lo è, no, né un western classico statunitense o nordamericano. Diciamo che è un western molto europeo. Come diciamo lo descrivono i due registi, Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, è un anti-western, e l'anti-western deriva dal fatto che mentre tutti gli spaghetti western italiani comunque erano ambientati negli Stati Uniti, nell'America, invece questo è un western girato in Italia. Sì. Tutte le location e i personaggi interagiscono in Italia. E sì, questa è un po' la caratteristica, diciamo, primaria dell'anti-western. E gioca sul genere. Sì. Poi in realtà il genere viene utilizzato per raccontare delle storie che si intrecciano e poi insomma andatelo a vedere. Infatti, assolutamente. Testa o croce? Testa o croce. Questo è il titolo. Questo western che mescola nella nostra Italia la venuta di Buffalo Bill, che qui è interpretato da un grandissimo John C. Reilly, che non solo è interprete di Buffalo Bill, ma è anche interprete di una canzone di cui parleremo, scritta da Vittorio. Ma ci sono anche i briganti, perché poi è il periodo del brigantaggio, il periodo di tanti fomenti storici importanti nella nostra Italia, soprattutto in questo caso l'Italia del nord, e poi c'è una storia d'amore, che poi è una storia d'amore fiabesca, romantica, quasi surreale. Non vorrei svelare troppo, perché sennò poi togliamo il piacere di vedere della visione di questo film, che è veramente dal grande respiro internazionale. Ci sono dei momenti leoniani, dei momenti in cui ho rivisto il grande cinema degli altri due Sergio, del Corbucci e del Sollima, che io ho sempre amato, al pari dei film di Leone, o forse anche di più. Ci ho visto molto del Grande Silenzio, te lo ricordi il Grande Silenzio? No? Anche se non c'è la parte innevata, ma c'è quell'atmosfera, quel modo anche di affrontare questo viaggio, perché poi è anche un on the road,
Lo è, non in macchina ma a cavallo. Sì, diciamo che la storia nasce da una storia vera, ambientata nel 1906, quando Buffalo Bill venne a Roma e portando il suo Wild West Show, che era questa sorta di circo nel quale venivano rifatte, messe in scena delle battaglie tra indiani e cowboy, e poi c'era un rodeo, e in quel caso ci fu una sfida vera tra i cowboy di Buffalo Bill e i butteri italiani. I butteri si trovavano in 2 zone d'Italia, in Toscana e diciamo nell'Alto Lazio, vicino a Cisterna di Latina in particolare, che erano le zone delle bonifiche. E a livello storico i Sabaudi erano venuti ricchi a Roma, insomma in zona, a bonificare il territorio, e poi c'erano le influenze francesi dei primi burlesque del periodo esatto, del Moulin Rouge, e quindi una delle protagoniste del film viene dalla Francia e si trova lì sposata con il figlio di uno di questi signori che ospita il periodo del primo brigantaggio. Insomma, il tessuto storico in una storia fa molto. Sì, ed è molto rispettato, lo devo dire, a parte diciamo l'ambientazione western, diciamo così, atipica anti-western, però è molto rispettato l'aspetto storico. Sì. È veramente accurato. La partenza della storia è quella, e poi, come in tutte le storie, diciamo, di fantasia e anche di avventura, poi possono succedere tante cose che si discostano e prendono dei piani anche differenti, più surreali, anche onirici. Anche onirici. Io non so pronunciare, perché spero tu lo sappia, il nome e il cognome della protagonista, che è bravissima. Sì, Nadia Tereskevich. Ecco, meno male che c'è lui, perché io non ci riesco. Tereskevich, però Nadia Tereskevich. Che poi in realtà è insieme ad Alessandro Borghi, ma soprattutto lei è la vera protagonista del film. Sì, perché anche, diciamo, una cosa che sovverte il genere è che mentre nel western il protagonista è il good old cowboy, è il cowboy che spara senza macchia e coraggioso, in questo caso invece il cowboy principale, che è il buttero, interpretato da Alessandro Borghi, non spara mai, non voglio dire che è un fifone, però non ha questa caratteristica di intensità o di battaglia, quanto invece la protagonista femminile. Quindi potremmo dire che è un western femminile, so, decidete anche voi quando andrete a vederlo, però è molto importante il tema della libertà, della consapevolezza del proprio destino. Nelle storie di western, diciamo, la storia tu già sapevi un po' come era, sapevi la trama, sapevi la fine, anzi è interessante la storia di Buffalo Bill, perché Buffalo Bill non era un militare, non era un generale dell'esercito come Custer per esempio, era un mistificatore, un raccontastorie che girava il mondo portando questo show e poi reinterpretava, anche mistificava un po' la realtà a suo modo e a suo comodo. Nel fare questo, infatti, uno dei piani narrativi del film era anche un'idea sonora, per parlare di musica, che era quella di scrivere una ballata che potesse raccontare tutto questo. Poi questa ballata è stata portata più in un piano di racconto, quindi Buffalo Bill scrive un taccuino con questa storia, che è la storia del good old cowboy con il perfect ending che tutti si aspettano, e parallelamente invece c'è un altro livello di storia, che è quello che capita ai due protagonisti. Può essere più una storia di amore e di libertà, che sono i due temi centrali che ho cercato di riportare anche nella musica, nella colonna sonora. E allora qui, che noi diciamo è l'elemento portante di Soundtrack City, come hai affrontato questa musica? Perché non è la musica tipicamente western, anzi tutt'altro, perché poi quello diciamo che è un lavoro che tu avevi già fatto, affrontato in un altro film che avevi fatto sempre con lo stesso duo di registi, che era Re Granchio, perché tu hai questa grandissima peculiarità di saper trasformare, diciamo, la tradizione folclorica popolare italica, un po' memore, io so che ti piace tanto Nino Rota, ti piace tanto Trovaioli, Stichelli, però questa diciamo mediterraneità del canto popolare lo riesci a trasformare a secondo poi la trattazione narrativa del film che vai a affrontare. In questo caso ci sono dei sentori western, ma non prevalgono, anche se mantengono un po' quella linea lì. Sì.
la colonna sonora nasce da una ricerca, Okay. quindi nasce da una ricerca di ascolto, di studio, di indagare, ricordare, ritrovare quelli che sono un po' le memorie anche sonore, no? dei generi musicali un po' in tutto il mondo. In questo caso si parlava di America, e quindi ho fatto un grande ascolto della musica folk americana e sono stato molto fortunato ad aver incontrato e aver lavorato con Giovanna Marini per Re Granchio, che è il film precedente che ho fatto con Matteo e Alessio, e che mi ha portato a, diciamo, estendere l'idea che una musica popolare in realtà è una musica di tutti. Cioè ci sono degli elementi assolutamente riconoscibili in tutte le musiche popolari del mondo. Quindi il folk, che è la musica del popolo per definizione, è la musica di chi con coscienza cerca di raccontare la storia a seconda del proprio contesto, dei propri pezzi. Quindi ho cercato innanzitutto di ricontestualizzare la colonna sonora, cioè portarla in Italia. Però invece di prendere il genere western con gli strumenti o con gli elementi classici, ho cercato di trovare quelli che erano dei punti in comune. Tra, per esempio, ci sono un grande punto comune, sono le armonie molto semplici delle ballate. C'è una ballata di Bob Dylan a livello armonico, di accordi, di costruzione, è molto simile a una ballata per esempio di André. La differenza è la lingua, chi canta in inglese ha più sillabe, una gutturalità delle consonanti, quindi i testi per esempio sono più verbosi. Se riascolti Hurricane per esempio di Bob Dylan, ha quella capacità narrativa. Tra l'altro la storia di un pugile però racconta non la storia di lui sul ring, ma di quello che gli è successo fuori, quindi sempre questa duplicità che è molto importante nella musica folk, cioè di narrare qualcos'altro rispetto a quello che vedi direttamente. In Italia invece, non so, per dire inizio secolo c'era Caruso, e quindi la nostra prima operetta, insomma, piena di vocali, di note tirate e di, diciamo, capacità di rendere emotivamente forte un'emozione, non attraverso una verbosità, ma attraverso le melodie. Esatto, è stato il primo confronto che ho fatto, e quindi ho cercato di diffondere, di unire queste due cose. E poi per esempio, visto che il western, diciamo che è un genere che a livello musicale, oltre a essere stato sviscerato e trattato, che è stato fatto al meglio, al top dai nostri grandi maestri, ho cercato di capire come in maniera originale potevo utilizzare gli insegnamenti di chi prima di me ha fatto meglio, insomma, questo lavoro, però in maniera, diciamo, un pochino più a servizio di quello che ci serviva. Quindi per esempio il fischio morriconiano che tutti riconosciamo, che è un fischio la maggior parte delle volte extradiegetico, riverberato, è veramente un personaggio a sé, ho provato a portarlo in un personaggio all'interno del film. Quindi renderlo diegetico. Ho lavorato con Alessandro Borghi, è stata un'esperienza fantastica, e ci siamo incontrati, non ci conoscevamo ancora, e parlando insieme ai registi in un bar ho chiesto Alessandro, ma tu già canti, fischi, cosa fai? E lui mi ha detto, guarda, non l'ho mai fatto per un film, ma meglio, facciamolo. Poi ho scoperto che è un fischiatore incredibile, pazzesco. C'è il fiato pulito? È bravissimo, poi in tutti i modi, dal fischio pulito al fischio folk, al fischio pecorale, al fischio ritmico. Abbiamo registrato tanto sia sul set che in studio, esatto. E poi abbiamo cercato di, adattando per esempio l'armonia alla voce di Alessandro, di creare quel contesto per cui lui cantasse benissimo nel modo più sincero possibile. Ed è vero, e viene fuori benissimo questo. E quello è perché la musica, soprattutto la musica dei film, che è un altro, diciamo, è un altro lavoro, un altro oggetto rispetto alla musica per sé, deve dialogare con tante cose. Sì, sì. E non deve è avere una grande autenticità, quella che ha il tuo score in questo film. Ti ringrazio. Che si ascolta anche separato dalle immagini, questa è la cosa che mi ha colpito. Ti ringrazio. Quella è una cosa, sai, se cerchi di fare, almeno personalmente, cerco di fare musica per un film, non penso mai che devo fare un mio disco o qualcosa che poi dopo debba vivere separatamente. Se hai, almeno cercando di avere un approccio più possibile onesto al racconto, poi inevitabilmente se metti del racconto in una musica, poi se lo togli dal film, quel racconto sempre esiste. Certo, questa è la logica anche che diceva Morricone. Io prima di tutto devo essere funzionale alle immagini perché sono al loro servizio. Certo. Poi se questa funzionalità viene anche al di fuori
del filmico, del visivo, va bene, però non deve essere primariamente, come dicevo poco fa, penso al mio album e poi l'album l'ho adatto al film. No, anche perché proprio il livello, secondo me, di costruzione, di indagine, di ricerca è completamente differente. Cioè, un disco personale lo puoi fare con un'intuizione, in una sera, per una cosa che ti è capitata, con uno strumento e basta. Un racconto invece, che spesso non è il tuo, ma è quello che tu ti fai attraverso una sceneggiatura. A me piace molto lavorare già dalla sceneggiatura. Ok, infatti lo volevo chiedere. Dalla sceneggiatura molto, soprattutto sui temi. I temi di un film li puoi individuare già da lì. È come quando leggi un libro, almeno leggi un libro e subito mentre leggi ti vengono delle immagini, ti vengono delle suggestioni. Poi lo fai... Anche se poi magari qualche tema non lo utilizzerai, però... No, chiaro, però tu ce l'hai perché magari con quell'idea di tema è anche più semplice dialogare con un regista, quale magari ha le sue reference o magari non ha le reference in particolare, e parlare alla fine anche lì, cioè la parola è un altro linguaggio ancora. Quindi, avevi reference per questo film? No. Me ne sono fatte un po', me ne sono fatte ascoltando, diciamo, tutta la parte americana per quanto riguarda le ballate, ma pre-Dylan, che ne so, Dave Van Ronk, che era un po' il mito di Dylan, e tutta la musica del blues del Delta del Mississippi, Muddy Waters, perché loro avevano un modo di scrivere la musica ripetitivo. Dico, cioè, se tu ti vai a leggere qualche testo, per esempio, o anche le musiche dei brani del Delta del Mississippi, loro scrivevano 2 o 3 versi, li ripetevano continuamente, poi avevano dei piccoli cluster che suonavano e su quelli creavano poi quello che succedeva. Quindi quella è stata una reference in generale, perché nel film volevo creare delle ripetizioni. Il tempo è era diciamo, un elemento importante. Senti, visto che si fa di rado, e io approfitto che ci sei qui con me, che magari c'è tutto uno intervistando anche online si dimentica, ma citiamo i musicisti, anche perché c'è tantissimi strumenti anche particolari, quindi citiamo anche quelli, ma citiamo tutti i musicisti che hanno collaborato a questa banda sonora, molto prima che finiamo e lo dimentichiamo. Giusto, ma molto volentieri, te l'avevi chiesto, tra l'altro. Vedi la domanda. E tra l'altro volevo dirti questo: quando faccio un film mi piace lavorare, magari è interessante lavorare con i musicisti in questo modo. Quasi mai scrivo tutta la musica prima e poi chiamo a registrare. Mi piace molto, io vengo da studi classici, però maggiormente jazzistici. Ho studiato con Barry Harris e lui mi ha insegnato questa cosa, che tutti su un piccolo canovaccio, con un'idea precisa che gli dai, poi possono aggiungerti qualche cosa. Quindi inizialmente io scrivo i temi, scrivo degli arrangiamenti, e mi piace collaborare con dei musicisti, non per forza anche professionisti, perché la musica anche là, in questo caso sì, però per dire dei granchi o no, ai quali do un indirizzo, magari faccio ascoltare i temi, faccio capire le strutture e poi faccio inizialmente delle grandi sessioni di improvvisazione, di registrazione. Jam session. Sì, una specie magari, non so, una mezz'oretta, un quarto d'ora, suonando sia insieme che separatamente, per tirar fuori innanzitutto i suoni che si possono tirare fuori da uno strumento, che a me interessano moltissimo. Cioè non mi piace usare uno strumento in maniera didascalica per forza, mi piace mescolarli, prendere uno strumento come è stato qui indiano e poi ti sembra che suoni western, e infatti fare queste cose qui, oppure indagare come una chitarra può suonare. A proposito di chitarra, le chitarre le ha suonate e registrate Mick Dimitri, che è anche musicista che collabora di più con me in questo film, ha fatto parte delle musiche addizionali, e con lui per esempio abbiamo, su una sua intuizione, abbiamo deciso di accordare tutte le chitarre un tono sotto, in re, per tirar fuori degli armonici e già un suono che fosse più western. Perché una cosa che mi piace molto fare è quella di lavorare poco la post-produzione sonora. Cioè, nel come senso, se fosse una sorta di registrazione acustica, sì, unplugged, o comunque che anche tipo l'effettistica, cioè il suono, crearlo il più possibile subito mentre lo suoni. Anche nelle cose magari più elettroniche lo faccio, spesso faccio registrare i musicisti con le cuffie, gli metto degli effetti in cuffia in modo che loro già sanno che cosa arriva. Però se tu suoni su un po' una cosa più tecnica, però se tu suoni su un delay, cioè su un effetto che ti ripete una nota, poi è diverso se l'aggiungi dopo rispetto a se invece lo suoni
sopra. Quindi torniamo al punto di cui sopra, l'autenticità e la spontaneità. Sì, ambiente. Che viene subito. Sì, se tu fai qualcosa, poi suonare è presente, cioè suonare vive il presente, quindi tu se in quel presente devi tirar fuori quello che è la cosa più vicina al sentirti libero, a trasmettere un'emozione. Mi piace tanto catturare l'istintualità dei musicisti, ce lo faccio anche con me quando registro, non faccio 100 take, mi fido di quello che viene, magari racconto tanto sia a me che ai musicisti la storia, faccio la coscia così prima raccontando di tutto, magari dei personaggi che mi guardano dicendo ok, ma che ci faccio con questo, e poi dopo però in realtà ti colleghi, perché tu sai che magari, non so, quella nota di chitarra, c'è un brano a cui sono tanto affezionato che Mick ha suonato, che è Al Fienile, che è mi piace tantissimo. Ti ringrazio, è uno dei tre diciamo arrangiamenti del tema d'amore, il tema di Rosa, e Mick per esempio ha registrato da solo in studio, cioè ci abbiamo parlato e poi lui ha detto adesso mi faccio le mie take, abbiamo parlato un sacco, lui è andato lì, ha registrato e poi abbiamo ricevuto questo, cioè io e lui ci siamo messi a scaricare, ad ascoltare, e a me piace molto quella cosa, cioè quell'essere presenti, quell'essere... E la stessa cosa l'ho fatto con gli altri musicisti, sono Paolo Volpini alle batterie, con Paolo abbiamo lavorato anche già con Re Granchio, poi ho lavorato con Alessandro Borghi Fischi, un altro mio caro amico Jérôme Diallo che è uno fischiatore pazzesco, è registrato una parte dei fischi onirici, e poi ho collaborato con delle voci, che sono queste meravigliose persone con i quali ho creato un coro di Via Garibaldi, dove c'è il Folk Studio, che è il mio studio, dove c'era nel 61, fondato da Errol Bradley, il Folk Studio iniziale, quello dove hanno suonato un po' tutti, dove hanno iniziato a suonare tutti. Una di queste voci, per esempio, è Giulio Grazia, che è uno splendido musicista 75enne, o forse 70enne, te ne sto dando troppi, Giulio, scusa, perdonalo. E che lì da piccolo faceva i popcorn al Folk Studio, lui ha fatto una carriera da cantante con il suo gruppo, e Roma si è scritto canzoni per musica italiana importanti, e Giulio è venuto al Folk Studio quando era ragazzino, faceva popcorn lì a registrare la voce primaria di questo coro. Ho registrato Quirino Cifra e Mattia Pacilli, che sono due persone incredibili che abitano a Bassiano, in provincia di Roma. Quirino è ancora un cantastorie vero, cioè lui è un cantastorie. Se tu capiti a Bassiano lo trovi, lui fa i concerti e tiene viva questa passione della musica popolare. Con Mattia loro fanno la doppia voce, anche lì l'idea di registrare tutto il coro, poi nel disco c'è la versione a doppia voce un po' in stile alpino, come un po' raccontava Giovanna, che l'ho messa per un motivo, perché qualsiasi coro parte da due voci. Questa è una cosa interessantissima che Giovanna mi insegnò, questa cosa qui. Soprattutto il canto del coro popolare. Cioè il coro popolare, Giovanna mi ha insegnato che nasce così. Di solito c'è un gruppo di persone che decidono di cantare. La prima che canta non è quella che inizia a cantare meglio di tutti perché è la più brava, ma è quella più coraggiosa, spesso è quella meno intonata, è quella che si mette lì e dice ok, adesso io inizio a cantare. Fatto io, poi vediamo gli altri se mi vengono dietro. Perché succede che di solito c'è una che canta meglio, che però è quella un po' meno coraggiosa, e la cosa va lì e ti fa il controcanto. Se ci fai caso, i controcanti, cioè le seconde voci di canto popolare, sono sempre più belle, le linee sono sempre più belle, non sono tipo scritte per forza le terze, cioè si muovono e creano una sorta di contromelodia. Bellissimo. Perché? Perché arriva lì in appoggio di un amico, così diceva Giovanni, cioè arriva in appoggio. A quel punto che succede? Che tutti gli altri prendono coraggio e iniziano a cantare e si appoggiano o a una melodia o all'altra melodia. Per questo poi il canto popolare tende a essere, diciamo, un po' quasi mistico, perché hai queste differenze di tono veramente quasi più simile alla musica indiana, no? Dei centesimi di tono, a questa ripetizione. E poi soprattutto chi canta ogni tanto sta lì che canta, poi uno lo chiama, allora si gira, smette, quindi vive di questa cosa che sono le dinamiche. Siccome la musica per emozionare vive solo, sinceramente vive di due elementi, uno di questi è la dinamica, è importante, cioè se a un certo punto il coro da 5 diventa 20, poi improvvisamente diventa 8, quello che poi se ci pensi succede. No, poi quando, diciamo,
va in altri contesti e va anche culturalmente in luoghi in cui la musica può essere, diciamo, arrangiata meglio, allora vedi per esempio il coro degli Alpini, c'hai 8-9 magari linee, però se senti un coro degli Alpini, io per quello ho voluto fare e un coro di 2 persone, anche tu mi ricordo quando l'hai sentito hai detto sembra un po' un coro degli Alpini questo qui. Sì, no, però sono solo due le versioni, quando in realtà il coro degli Alpini c'ha l'eco, sì. E anche lì il coro degli Alpini è così grande perché lo cantavano in montagna dove c'era un eco più grande, quindi in 3 gli ritornava sta cosa, e siccome tornava sempre un po' meno sfalsata, un po' girata, era anche un modo per tirare fuori delle armonie differenti. Sono letteralmente incantato, sappiatelo, da questa spiegazione. Io sarei ore e ore ad ascoltare Vittorio. Senti, diciamo, prima di arrivare alla conclusione di questa nostra chiacchierata, sì, di cui vi invito ad andare a vedere e sentire, soprattutto perché trovate su Spotify la colonna sonora di Gianpietro, e prima di parlare di John Cirilli, col quale tu hai coscritto questa canzone Birdie, che è un momento peculiare del film, ma mi è venuta una domanda spontaneissima a questo punto, perché me l'hai, diciamo, quasi imboccata. Ma la tua formazione musicale da dove viene? La mia formazione musicale è di jazz, cioè, da dove? Perché come sei arrivato poi alla musica per immagini? Io ho avuto la formazione classica, ho cominciato a studiare il pianoforte quando ero piccolo, a 10 anni, mi annoiavo tantissimo, litigavo con tutti i maestri prima, quelli che venivano a casa, perché cambiavo le note, perché proprio mi annoiavo. Avevi il jazz nel sangue, ma anche come jazzista dentro. Diciamo che poi il jazz è stato, soprattutto partendo dagli ascolti, okay. Mi hanno regalato un paio di dischi fondamentali di ascolto, vai, fai i consigli il consiglio come ascolto. A me hanno aperto tanto. Uno è lo Stockholm Concert di Duke Ellington con Ella Fitzgerald dell'orchestra del 66, stupendo. E poi un live, e lì anche l'importanza di suonare veramente, che è il Birthday Concert di Pastorius, di Jaco Pastorius. Conosco, ma non c'è. Che lui ha fatto, non mi ricordo dove era registrato, però c'era il papà quella sera, e anche, quindi ha suonato anche in queste condizioni un po' di familiarità, ed è un disco stupendo. Che si chiama Birdie? The Birthday Concert. The Birthday Concert. Sì, il concerto del compleanno, e mescola tantissimi generi, sonorità, è molto cinematografico come live. Vedi, non vado a sentire. Sì, direi quasi attoriale, poi per come era anche Pastorius. Quindi poi ascoltati questi 2 dischi ho detto ma forse andiamo a indagare, proviamo il jazz, e ho conosciuto Barry Harris che appunto girava, dopo aver fatto una carriera incredibile, mitologica direi, del pianista, jazzista americano. Ha cominciato a girare il mondo insegnando. Lui faceva questi workshop in giro per il mondo, anche in Italia. Io ne ho fatto uno di questi, e poi ho seguito Barry per tanti anni, e anche il mio, ora è un carissimo amico, però è stato all'inizio il mio primo maestro di piano jazz, Roberto Nissim, è un pianista incredibile che vive in America adesso, e mi ha aiutato tantissimo nell'ascolto. E quindi ti direi che era poi la mia formazione, che è quella che dovremmo avere tutti, è quella di aver ascoltato tantissimo. Bravo. E ascoltare, al di là di tutto, è cioè il vero segreto, la vera arma, che ascoltare poi ci rende curiosi. Io poi mi annoio facilmente, sono molto curioso, quindi poi sono arrivato alla musica da cinema, che non è neanche la mia passione massima, perché la mia passione è proprio il cinema. Come ti dicevo tempo fa, mia madre mi faceva vedere film da quando sono piccolo, e poi la musica ha cominciato a interessarmi perché soprattutto le melodie, i nostri grandissimi compositori degli anni 60 sono i film che mi piacciono di più. Sapete, a parte quelli che ti ho citato io, Trovaioli, Mappiccioni, Umiliani, Ortolani, cioè tutti dei Bacalov, dei giganti, e quindi poi da là ho provato a capire che magari anche il jazz, che alla fine è un linguaggio, e altro, nell'incontro con Giovanna Marini, che mi ha aperto, cioè mi ha semplificato fondamentalmente la composizione musicale, nella ricerca di piccole cose che funzionano. Ho visto che nel cinema dove tu appunto devi aggiungere qualcosina di tuo con la musica, di narrare qualcosa in più, quel po' che puoi aggiungere è buono farlo in questo modo. Quindi comunque hai detto una sacrosanta cosa, che io, la cosa che mi fa impazzire quando intervisto compositori o ho a che fare con giovani compositori, che buona parte non vedono né serie né film. Io, scusate, ma volete fare
il compositore di musica applicata alle immagini, e non guardate le serie TV, non guardate il cinema, non andate al cinema, ma neanche a casa vostra che vedete un film giusto di streaming o che ne so, niente, non voglio fare musica senza sapere. Vanno visti anche perché di base un film, se è un film che funziona anche benissimo, può funzionare senza musica. Quello è un altro paradosso a cui io però credo molto, e ne parliamo spesso con Alessio, Rigo e Matteo Zoppis, che la musica in un film non ne serve tanta. Serve la migliore musica per anche volendo 10 secondi in cui serve. Quindi vedere tanti film ti aiuta a capire come la musica è stata messa, la musica quando è stata messa bene, perché gli arrangiamenti, perché insomma non si può fare questo lavoro senza aver visto tanti film. Condivido pienamente. Allora, senti, prima di arrivare alla fatidica domanda finale che mette in crisi tutti quanti, ti chiedo John C. Reilly, Birdie. Quello John C. Reilly è stato un incontro incredibile per questo film, una grande fonte di ispirazione, perché da compositore ho avuto la possibilità di, da sceneggiatura, scrivere una canzone per Buffalo Bill. Perché c'è una canzone, scusa, giusto per... c'è una canzone all'inizio del film, che è la canzone del Wild West Show, che è una canzone in stile operetta, cantata da Ivan Caminiti, che è un bravissimo cantante lirico, ed era una canzone extra-diegetica. Poi c'era questa idea di portare la cowboy song in inglese dentro al film, cantata, come poi vedete nel film, da Buffalo Bill in un momento specifico, e quella invece doveva riassumere e doveva avere tutti i crismi di una vera ballata folk americana. Allora lì un altro punto importante è che, soprattutto per il cinema, si possono scrivere le parole, cioè la musica può sceneggiare il film in alcuni momenti. Questa è una cosa che tra l'altro facciamo tantissimo con Matteo e Alessio, e nello sceneggiare una canzone c'è la possibilità di, anche lì, raccontare qualcosa in più. In questo caso Birdie è una ballata che narra la storia di un cowboy che incontra un uccellino, femmina, perché è il parallelo con la protagonista, e questo uccellino vede il cowboy, scende dall'albero dove lo vede, fanno un tratto di strada insieme, vivono delle avventure, e quando però il cowboy gli dice: che bello, ci siamo fatti questa sera insieme, adesso resti con me, l'uccellino gli dice: no, io non posso, io sono uccellino, sono libero, e quindi prende, lo saluta e se ne va. Questa è un po' la metafora della libertà, che è uno dei grandi temi del film, e mi ha anche permesso, nello scrivere poi in inglese e nel portare a John questo brano da sistemare, da lavorare, da migliorare insieme, come abbiamo fatto tra l'altro sul set, di portare qualcosa che lui potesse interpretare veramente in maniera onesta, perché oltre a John è nominato Oscar per Chicago, è un grande cantante, adesso in tour con un suo progetto, cioè John canta, suona, quindi io avevo la certezza che quell'autenticità ci sarebbe stata, e nella sceneggiatura, e proprio perché non era possibile raccontare tutto per immagini, ma dare magari allo spettatore una possibilità di avere in quel momento del film, no? Un gancio in più, avere anche la responsabilità di sceneggiare una scena, è qualcosa che a un compositore quando capita, io dico a tutti quelli che fanno questo lavoro, prendetevela al volo perché è incredibile. Poi un piccolissimo aneddoto è che si cercava una chitarra che fosse una chitarra di inizio Novecento. Sai, le chitarre di inizio Novecento venivano da chitarre battenti, erano molto più sottili rispetto alle chitarre normali, e insomma non si trovava. Alla fine io ho portato sul set la chitarra di mia madre, degli anni 50, che poi Andrea Cavalletto, che è costumista, insomma, che si è occupato di tutto questo, e chi lavora ai props l'ha un po' customizzata, e John ha suonato la chitarra che mia madre suonava ai falò d'estate in Cilento, e che io mi tengo gelosamente a studio, e John è stato molto carino, perché mia madre non c'è più nel suonarla, anche se purtroppo la doveva riaccordare dopo ogni take, perché all'aria aperta con l'umidità, un giorno di pioggia incredibile. Insomma, il bello del cinema, io devo dire, sono molto fortunato in questo, perché sono un compositore a cui piace tanto andare sul set, perché dal set vedi tanto, capisci gli attori, vedi i costumi, respiri. Io ho la fortuna di aver lavorato con Andrea Cavalletto e Simone D'Arcangelo, che è il direttore della fotografia, con il quale siamo tra l'altro grandi amici, ma parliamo tantissimo prima
che lui giri il film, parliamo di pittura, lui mi dice quello che si immagina, io gli racconto quello che potrei immaginare musicalmente, quindi piano piano anche la musica di un film per quello vive di cose che non faresti per scrivendo di un album, ma vive dell'interazione di tante persone, e l'onestà del cinema poi la riconosci quando tutto afferisce così. Allora, io con Vittorio starei ore e ore e ore a parlare, perché poi ha sempre delle chicche meravigliose che tira fuori così all'improvviso, ma la domanda fatidica, quella di Vito, per chiudere la puntata di Soundtrack City, quindi ringrazio Vittorio Giampietro di essere qui a casa mia. A te, Massimo. Grazie Grazie veramente. mille. La domanda che gli ho fatto già, gli ho detto già precedentemente prima di registrare, che se no stavamo qui, Che però conoscevo perché sono anch'io che lui è un affezionato. un affezionatissimo. Allora, qual è per te la canzone originale che possiamo mandare in onda a fine di questa puntata, visto che siamo collegati con la radio, ma a questo punto una canzone che non hai citato, che abbiamo detto che c'è Alessandro Borghi che le canta, Esatto. però quale nello specifico? Direi film? la ballata di Santino, che è protagonista del film, del Buttero, che si chiama Amore bello mio, che Alessandro canta sia diegeticamente, quindi dal vivo nel film, che poi registrata sui titoli di coda e nel disco, che è la ballata di una persona che, come un buttero, non riesce a parole a parlare di amore, ma neanche a parlare delle cose semplici, e quindi a una sua amata non riuscirebbe in qualche modo a svelare i propri sentimenti, ma lo fa attraverso cosa? Attraverso qualcosa che tutti noi facciamo quando non ce ne accorgiamo, cioè cantare. Cioè, se ci fate caso, si canta, si canticchia quando siamo immersi nei pensieri, quando siamo spontanei. Allora, Amore bello mio, che è anche un po' questa eccessiva ripetizione di amore bello mio, insomma, di cose che insieme sono un po' ridondanti e un po' incespicanti, in realtà poi sviluppa la storia di una dichiarazione di amore e di una voglia di stare insieme, ed è costruita come una cowboy song americana, ma con le strutture della musica popolare italiana. Quindi con questa, se siete curiosi, ascoltatela. Quindi aguzzate le orecchie e ringrazio ancora Vittorio. Grazie a te, Massimo, un piacere. Ciao, alla prossima. Alla prossima.